Da qualche giorno l'Acaragaz ha ripreso la preparazione, ben consapevole di dover incontrare un avversario molto tosto che domenica scorsa ha violato il rettangolo di gioco di Geraci. Questa sfida con il Don Carlo Misilmeri, in programma domenica prossima 22 dicembre alle ore 14:30, si dovrà giocare a Palermo sul neutro del CUS universitario di via Altofonte. Si sarebbe dovuto giocare a ribolla, rigorosamente a porte chiuse, ma l'impianto di piano stoppa non è omologato per contenere i tifosi di entrambe le tifoserie. Purtroppo il trainer Totò Bullo dovrà fare a meno di due giocatori inamovibili per squalifica: il difensore Alfonso Cipolla, fermato per 3 giornate, e l'attaccante esterno Giovanni Biondo per una. Entrambi espulsi nella gara contro il Dattilo, fermi ai box ma in via di guarigione Faulisi e Pirrone, colpiti da un virus influenzale. In compenso c'è Sant'Angelo che scalpita per un posto da titolare, mentre in difesa avanza la candidatura dell'ultimo arrivato Caternicchia. Ancora è presto per decidere, ma di certo Vullo ci sta pensando sopra e sta facendo lavorare in previsione di queste possibili scelte. Intanto lunedì prossimo 23 dicembre chiude il calciomercato di dicembre e si spera che prima di quella scadenza l'Agragas possa chiudere con qualche calciatore che possa tornare utile all'economia del gioco biancazzurro. In caso contrario si pescherà nella lunga lista dei calciatori svincolati. Il DS Ernesto Russello è all'opera e nei prossimi giorni dovrebbero registrarsi delle novità di rilievo. Nomi non se ne fanno, ma sembra che l'attenzione sia indirizzata verso un centrocampista dai piedi buoni.